giovani di esprimersi attraverso le tecniche pittoriche che più li rappresentavano e la loro interiorità, e quindi non ho voluto dare nessun tema particolare per la mostra proprio per far emergere il loro talento, e quello che poi vogliamo proporvi con la nostra organizzazione è quello appunto di proporci come un meccanismo per poter arrivare a quanta più gente e permettere di sostenere l'arte contemporanea. Difatti poi la nostra organizzazione è proprio un'organizzazione che vive e si nutre dell'arte contemporanea anche a livello comunicativo, perché ci siamo mossi con i social network e stiamo prendendo piede proprio attraverso quello come mezzo di comunicazione, che chiaramente è un mezzo di comunicazione più veloce che c'è oggi. In poco tempo siamo riusciti ad arrivare a tante persone, a tanti locali che comunque sono interessati a sostenere il nostro progetto e anche a tanti ragazzi che hanno voglia di partecipare con coraggio e voglia appunto di farsi vedere. Liberate è stata avviata proprio come mostra pensando di presentare proprio il nostro progetto, e pertanto non sono stati inseriti subito i titoli, proprio perché voglio parlare di ogni opera singolarmente e di ogni ragazzo